Ed ora cambiamo pagina, ci siamo interrogati su quali possono essere le opzioni, strategie più opportune per il rilancio della regione più turistica d'Italia, appunto il Veneto. Abbiamo voluto saperlo dall'assessore del comparto turistico veneto, Federico Caner. Sentiamo. Mare, lago, montagna, colline. Un'ampia scelta quella offerta dalla Regione Veneto in ambito turistico, settore tra i più compromessi a causa del coronavirus. Delineate in questi giorni le mosse da affrontare, un domani quando l'emergenza sarà terminata. Credo sia molto importante nella promozione tener conto di tutto quell'aspetto legato al web, ai social, quindi alla comunicazione ai media, utilizzando sia influencer internazionali importanti. Penso però che accanto a questo dovremmo anche fare una promozione, se vogliamo forse più tradizionale, ma legata per esempio a workshop specifici, anche perché il Veneto fortunatamente è una regione che ha vari prodotti turistici e varie destinazioni turistiche, e su questo ci stiamo attrezzando, così come insomma cercare di fare degli incontri, dei press tour, quindi degli incontri con la stampa internazionale per spiegare bene innanzitutto che il Veneto è sicuro. Probabile inoltre che il mercato turistico faccia emergere come metrica di selezione nella scelta di una località proprio la sicurezza sanitaria. Penso a tutti quei turisti che, scottati dalla situazione coronavirus, magari nel prossimo futuro, quando sceglieranno una meta turistica, vorranno scegliere una meta che dà una certa certezza anche dal punto di vista sanitario e sociale. Penso a quello che è stato investito negli ultimi anni col turismo sanitario e inclusivo. Siamo diventati la costa più inclusiva d'Italia e questo penso possa tornare molto utile per il futuro. Da oggi in poi noi stiamo lavorando proprio per capire quale sarà il tipo di promozione futura da fare.